In due distinte operazioni, la Polizia di Stato di Gorizia, in particolare il personale del reparto di prevenzione crimine di Torino, aggregato per emergenza sanitaria presso il locale settore di Pol Frontiera, ha dato esecuzione a due ordini di cattura. Nella notte del 16 aprile scorso, nei pressi del casello autostradale di Villesse, gli agenti hanno fermato per un controllo un furgone a bordo della quale viaggiava un romeno di 29 anni diretto in Slovenia. Dopo alcuni riscontri sulle banche dati hanno accertato che sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2018 dalla Procura di Arezzo, al fine di scontare una pena residua di 4 mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza. Nel corso della notte successiva, lo stesso personale dei pressi dell'ex valico di Sant'Andrea ha rintracciato un 34enne serbo alla guida di un furgone, sul quale pendeva un provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Modena, dovendo lo stesso espiare una pena di 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Dopo la notifica dei provvedimenti restrittivi, i due uomini sono stati accompagnati presso il carcere di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria.